Se stai soffrendo di cervicalgia cronica da più di 3 mesi, se non da qualche anno, non hai risolto con la fisioterapia convenzionale, i farmaci, le terapie manuali come l'ozonoterapia piuttosto che osteopatia, questo video è per te. Ho sofferto anche io da diversi anni di cervicalgia, ho veramente perso tantissimo tempo in cure che non hanno dato risultati, ho provato sia quelle alternative che quelle convenzionali. In questo video voglio darti una mappa di quello che è necessario fare e capire per ritornare completamente a stare bene con la tua cervicale. Questo è possibile perché l'ho visto sia sulla mia pelle che su centinaia di pazienti che ho seguito negli ultimi anni. Io sono Alessio Veneziano, sono un fisioterapista e mi occupo di dare un approccio ai miei pazienti mind body, quindi non solo mirato al corpo ma mirato anche alla mente, perché molte delle problematiche di cervicalgia cronica che vanno magari a spostarsi sul mal di testa o su dolori facciali è di natura psicologica e di natura di sistema nervoso ipersensibile. Quindi dobbiamo mettere insieme sia la mente che il corpo per risolvere completamente. Lo so che questo può sembrarti all'inizio un po' strano, che un dolore possa essere causato da una somatizzazione del nostro umore, della nostra emotività. Però questo è quello che è successo nella mia esperienza e in centinaia di esperienze di pazienti, ed è quello che poi ci dice anche la nuova neuroscienza del dolore. Quindi tutto quello che ti sto dicendo qua dietro, grazie a questa lavagna, è fondato su scienza, non qualcosa che mi sono inventato io. Andiamo direttamente alla lavagna perché ci aiuterà immensamente su quello che voglio dirti. In più ci saranno 3 miti da sfatare perché sono quelli che ti limitano dalla guarigione. Arriviamo quindi per come si può creare cervicalgia. Cervicalgia è dolore alla cervicale. Ci sono 2 modi, seguimi, non ti perdere da quello che c'è scritto in tutta questa lavagna, io ti guiderò in quello che c'è da sapere step by step. Quindi la cervicalgia può arrivare da o un trauma fisico o da non trauma fisico, quindi qualcosa che apparentemente è arrivato, questo dolore così dal nulla, e sono 2 step differenti, ok? Questo è quello che farei io se mi arriva un paziente e mi chiede questi sono i miei sintomi, questo è il mio dolore, ok? Inizialmente chiedo: è arrivato da un trauma fisico, c'è stato un incidente stradale, oppure c'è stato un infortunio, oppure è arrivato così dal nulla? Se è arrivato da un trauma fisico, quindi ci spostiamo qui sulla sinistra, ovviamente ci sono degli esami diagnostici da fare, perché se c'è stato un incidente stradale dobbiamo essere sicuri che non c'è nulla di rotto, che non c'è nulla di fratturato. Quindi gli esami diagnostici sono quelli che i primi si vanno a fare, perché ci sono delle red flag in questo momento che ci vanno a indicare che potrebbe esserci un danno strutturale nella zona cervicale. Quindi se l'esame diagnostico, esempio risonanza magnetica, è negativo, a quel punto dobbiamo capire che potrebbero comunque esserci delle ernie, delle protusioni, delle discopatie. Queste ernie, protusioni e discopatie nella maggior parte dei casi sono segni di invecchiamento e non sono collegati ai nostri sintomi fisici. Questo è un qualcosa che normalmente il medico fisiatra deve sapere, che sa, ma la maggior parte purtroppo guarda troppo alle ernie, alle protusioni e discopatie come sorgente del dolore. Nella maggior parte dei casi questo non è. Ecco perché poi parleremo un attimo sui miti tra qualche secondo. Se invece è positivo, ovviamente, se c'è una frattura, lì dovresti essere molto come si dice, fortunato che se c'è questa frattura nella zona cervicale è molto rischiosa, ma normalmente nella maggior parte dei casi
questi esami diagnostici sono negativi, si potrebbero trovare delle ernie in protusione di scopatia, che anche queste, secondo gli studi scientifici che abbiamo, non sono la radice del problema cervicale cronico, ok? Ci potrebbero essere delle grandi ernie, delle grandi protusioni, delle grandi discopatie che vanno a causare il dolore, ma in questi casi i sintomi sono diversi da quelli che andremo a vedere di qua sulla destra. Sono sintomi che sono sempre presenti, che non sono legati allo stress, che non sono legati al movimento, che sono sempre presenti. E ovviamente è difficile in questo caso dire con questo che ti ho detto se il problema è solo all'ernia o ci sono altre cose. Quindi per adesso rimani su questo punto che ti ho detto, perché nella parte destra ti chiarirò molti dei dubbi che in questo momento ti stanno venendo. Quindi se sono delle fratture, ok, qui la risoluzione ovviamente è quella classica, convenzionale, ok? Ma molto probabilmente se ti trovi qui a guardare questo video sei da quest'altra parte della lavagna, quindi gli esami diagnostici sono negativi, normalmente il fisiatra ti ha detto non hai nulla nella zona cervicale che mi fa pensare che questi sintomi che mi stai dicendo di dolore siano dovuti da una problematica strutturale, perché sono lì da mesi se non anni, ok? In quel caso siamo sul non trauma fisico. Il non trauma fisico vuol dire che così è arrivato da periodi di grande stress o periodi in cui stavi molto al computer, anche lì grande stress, quindi di postura magari ripetitiva su un lavoro particolare, ok? Qua in questo caso dobbiamo dividere in due parti. Il problema della cervicalgia, del dolore, può essere anch'esso strutturale in questo caso, quindi sappiamo che attraverso risonanze magnetiche capiamo se questi sintomi che senti sono di natura strutturale, che sono problematiche molto molto rare, ok? Questo dobbiamo dirlo. Una problematica di cervicalgia di natura strutturale è molto rara. Infatti stiamo parlando di un 10%, 10, 15, 20% al massimo dei pazienti che arrivano che hanno problematiche di dolori cronici dati dalla struttura del corpo. E ora ti dico perché. In questi casi i sintomi sono precisi, è per quello che il fisiatra magari o il neurologo inizia a percepire che potrebbe esserci qualcosa di strutturale. Cosa vuol dire? Perdita di forza agli arti, quindi alle braccia, o disfunzioni di equilibrio, perché questa zona della cervicale è molto sensibile anche all'equilibrio, disfunzioni quindi di forza, ci sono problematiche a deglutire, ok? Problematiche a ricordare le cose. Questo che ti sto dicendo non è necessariamente 100% strutturale, perché capiamo che anche in quello non strutturale di infiammazione del sistema nervoso ipersensibile ci dà questi sintomi. Quindi qua è molto all'inizio, l'iter è difficile, l'iter è confusionario, ma un fisiatra, un neurologo o un terapista che sa come differenziare le problematiche nociplastiche, ovvero quelle relative a un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità, che è la maggior parte dei pazienti. Se è andato in ipersensibilità dopo un evento particolare, che può essere un evento molto stressante o un periodo molto stressante della tua vita. Questo è quello che normalmente succede. Gli esami diagnostici anche qua vanno a dire che è un problema strutturale, i sintomi sono precisi, a quel punto la terapia è mirata, strutturale, convenzionale, fisioterapia classica, terapie farmacologiche se vuoi, terapie quindi di rehab fisico, puramente fisico. Ma questo probabilmente è già successo per te, hai già fatto terapie fisiche che non ti hanno risolto il problema. Esempio, ozonoterapia, tecarterapia, tutte queste terapie, diciamo, strumentali. Queste sono le stesse terapie che ho fatto io su di me, non hanno risolto il problema. Arriviamo quindi all'ultima parte, che è quella più importante, quella del dolore nociplastico. Questa è una diagnosi che bisogna fare, bisogna
solitamente la si fa da un terapista che sa queste cose, sa capire la differenza tra nociplastico e strutturale. Nociplastico vuol dire che i sintomi sono precisi di un particolar modo, ovvero che vanno su e giù durante la giornata, quindi non è sempre costante, può essere che tu hai dolore sempre latente ma che va su e giù in base allo stress, che si diffonde da una zona locale e si disperde verso magari la scapola o verso magari la testa. Sono sintomi che sono quindi legati all'umore, sono legati a quanto stress stai somatizzando nel corpo. In questi casi è chiaro che non ci sono problematiche strutturali, ma è il sistema nervoso che sta reagendo con i tuoi sintomi, il sistema nervoso centrale, ovvero il cervello. E i miti, quindi, sono quelli di andare a dire che il problema è la postura. Un classico mito è la postura. Molti fisioterapisti ti dicono che il modo di stare seduto dà problematiche al tuo collo. In realtà quella è una conseguenza del dolore. Se io sento dolore vado a proteggermi, è normale. Se io sento dolore i muscoli si contraggono, ma quella non è la radice del dolore. La radice del dolore è lo stress accumulato nel sistema nervoso. Quindi queste microcontrazioni e mancanza di ossigeno nei tessuti, dati da grande stress represso, da grandi periodi di stress. Ovviamente ci sono delle cose fisiologiche che avvengono nel corpo, quindi aumento del cortisolo, che è un ormone dello stress, e diverse aree del cervello che si attivano e si disattivano in base a questi dolori. Quindi ecco perché è molto difficile ricordarti le cose, perdita di memoria nel breve termine, ovviamente sbalzi di umore, sbalzi di ormoni, anche questo. Il tuo sistema nervoso è scombussolato e se lo è, si scombussola anche quello immunitario. Il secondo mito quindi è quello delle discopatie ernie che causano il dolore. Molte persone arrivano e mi chiedono: guarda, io ho un'ernia C5, C6 e questo è il problema, secondo me, secondo il dottore, secondo il fisiatra, del mio problema, del mio dolore cervicale. Sappiamo che invece in base ai sintomi, se il dolore va su e va giù in base a periodi di grande stress, sappiamo che l'ernia è rimasta lì e rimarrà lì probabilmente anche dopo la terapia, ma nella maggior parte dei casi il paziente ritorna a stare bene e se andiamo a fare una risonanza magnetica l'ernia, la discopatia è rimasta lì, perché quello non era un problema, non era il problema del dolore. Lo so che diventa difficile da questa parte tua recepire queste informazioni come vere, ma questo è quello che la scienza ci dice. Quindi ernia, un altro mito. L'ultimo mito è quello del rinforzo muscolare. Rinforzo. Molti fisioterapisti ti avranno detto che bisogna rinforzare la cervicale per ritornare a stare bene. Questa è un mito, questa è una fesseria che posso dirti per mia esperienza non ha funzionato. Non ha funzionato né per me né per i miei pazienti che sono ritornati a stare bene, perché vuol dire che la nostra cervicale è debole, ma in realtà non è debole, è semplicemente contratta. Quindi andando a rilassare la parte, diciamo, di sistema nervoso centrale attraverso adesso delle pratiche che ti dico, andiamo a rilassare tutto il corpo, non solo la cervicale. Rilassando tutto il corpo, queste fibre si rilassano, queste piccole infiammazioni vanno via e tutta la nostra salute cervicale ne ha di beneficio. Quindi non dobbiamo fare degli esercizi di rinforzo, perché guarda caso io facevo calisthenics nel momento in cui soffrivo di dolori cronici cervicali ed ero molto forte dal punto di vista cervicale. Qualcuno ti può dire che non avevo usato i muscoli giusti. Questo purtroppo va a confondere le idee dei pazienti, va a confondere le idee che il problema è strutturale. In realtà non lo è. È vero, il movimento serve, ma è un movimento fisico, olistico della mente e del corpo in modo a 360 gradi. Non ti serve fare dell'esercizio fisico particolare sulla cervicale per ritornare a stare bene. Quindi questi sono i 3 miti: postura, ernia e rinforzo muscolare.
Ora tu dirai cosa serve per quindi ritornare a stare bene. Allora, le soluzioni sono dentro questo triangolo che ti spiego qui. Questo triangolo fa parte appunto della terapia Neurobalance, che è una delle terapie che uso io per i miei pazienti che soffrono di dolori cervicali cronici, ma anche non solo di cervicali cronici, ma anche di mal di schiena, acufene, mal di testa. Questa è la stessa terapia, identica. La prima parte, che se sei interessato tra l'altro a capire come entrare dentro questo percorso, guarda il link in descrizione perché puoi candidarti attraverso una sessione conoscitiva e capire se sei idoneo o idonea a questo percorso, perché non tutti sono idonei. Come ti ho detto qua, c'è la maggior parte idonea, ma l'altra parte bisogna capire bene dove si trova. Okay? Quindi la prima parte è quella di educazione. Questa educazione e terapia, quella che ti sto facendo io, è in realtà già terapia. Ora tu non sai perfettamente dove ti trovi, ma nella maggior parte dei casi stiamo parlando di dolori nociplastici, ovvero nociplastici dati da un sistema nervoso ipersensibile. Come è possibile che queste somatizzazioni creano delle problematiche fisiche sul collo? Questo è quello che spiego in Neurobalance, step by step, quindi la terapia educativa è terapia. Poi c'è tutta la parte di equilibrio. Ovviamente equilibrio dove? Del sistema nervoso, attraverso meditazione, attraverso espressione delle emozioni, quindi gestione dello stress, igiene del sonno e ovviamente tutta la parte di mindset. Dobbiamo essere molto formati su questa parte del dire io so qual è la mia problematica, so come equilibrare il sistema nervoso attraverso dei esercizi attivi, anche di movimento fisico ovviamente, e se io ho queste due parti, il mio mindset è totalmente diverso. Io so che sono in controllo del mio corpo, che non ho bisogno di farmi delle sedute di massaggio, non ho bisogno di farmi delle sedute di osteopatia per ritornare a stare bene. Questa parte di mindset, educazione e equilibrio sono proprio i tre pilastri di Neurobalance. Spero che questo video ti ha dato qualche informazione in più. Nel mio YouTube trovi una marea di esercizi, una marea di meditazioni e se vuoi iniziare Neurobalance in modo gratuito c'è questa prima parte di educazione gratuita, basta che vai nel link in descrizione e trovi il link per entrare in Neurobalance e vedere se da là già ti dà un supporto. A quel punto puoi continuare autonomamente oppure essere seguito da un team di fisioterapisti o psicoterapisti che ti seguono personalmente in questo percorso di 8 settimane. Per adesso è tutto, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore di Neurobalance, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!